Benvenuti a Terra Sarda, un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Sardegna rurale. Oggi siamo a Osilo per conoscere l'azienda agricola Truvunittu. Carichi e reattivi per il primo giorno di ripresa in Terra Sarda, ragazzi? Camper preso e caricato, prontissimi! Avete ricevuto il doc con tutte le linee guida? Ricevuto tutto, Tinto, sì, siamo pronti per girare la vostra serie. Bravi! Verrà ancora meglio grazie al vostro tocco personale. Sì, ma non toccate troppo, eh? Sì, vabbè, comunque se ci sono problemi ci aggiorniamo. Ottimo, allora vi lasciamo partire. A stasera! Ciao! Qui abbiamo adesso un po' di cose da fare, io sto preparando tutte le linee guida. Cos'è sta roba? Dai! Buongiorno. Salve, signor Pulinas. Innanzitutto grazie per averci accolto. Grazie a voi della visita. Piacere, Carlo. Siamo prontissimi, la nostra Margherita inizierà a fare qualche foto e poi inizieremo a farle un po' di domande per sapere la sua storia. Dove ci possiamo mettere così facciamo questa bella chiacchierata? Ma io direi che vi porto poi a fare una bella passeggiata in un posto bellissimo, magari troviamo anche un po' d'ombra. Benissimo, io direi di andare allora. Va bene. Magari quando è finito possiamo andare, che ne dici? Benvenuti in Sardegna, siamo qui all'azienda agricola Truvunittu con il signor Gavino. Da generazioni Gavino alleva pecore, ma non è sempre stato così, giusto? Fino a poco prima della prima guerra mondiale si faceva principalmente agricoltura, si coltivava soprattutto grano duro, altri cereali, un po' di magese. Dopo il primo dopoguerra, anche a seguito dello sviluppo del pecorino romano, si è sviluppato un po' l'allevamento ovino e piano piano, mano a mano siamo diventati ormai solo allevatori, insomma, e facciamo l'agricoltura giusto per la gestione dei pascoli e degli animali. Grazie. Allora, è buona? Ce l'abbiamo? Adesso andiamo qua in azienda e facciamo qualche ripresa al bestiame, Ok. insomma tutto quello che benissimo, concerne. va benissimo. Eccoci qua, siamo arrivati qua, sicuramente c'è fresco, poi c'è quello che vedete. Che meraviglia è! Cioè c'è un profumo pazzesco! E lì dentro? Piuttosto che ne dici se girassimo lì dentro? Io dico di sì. Cioè è perfetto! Margherita? Aspetta che vado a chiamarla, Margherita, ma che fai? Ci dobbiamo evolvere, l'ha detto anche te. Erano bellissime Sì. quelle. Ah, senti, a proposito di cambiamento, e se facessimo questa cosa, questo cambio qui? Che ne dici? Vado? Andata. Pronti? Gavino, praticamente questo pecorino è strepitoso. Cioè io ti devo fare i miei complimenti. Questo è un pecorino di Osilo, diciamo che è un pecorino tipico, viene fatto da generazioni in quanto insomma, è uno dei primi pecorini che è stato fatto qua. Il pecorino di Osilo è anche un presidio slow food che è stato riconosciuto nel 2002 come prodotti da salvare, diciamo così. Perfetto, signori, io vi farei stare qui per gli odori che sentiamo perché è qualcosa di... dovete solo assaggiarli. Cosa? Hanno fatto delle riprese in più alle pecore e hanno cambiato una domanda. Vabbè, mamma mia Fede, sei un pesantone, dovranno anche metterci un po' del loro, oppure no? È la nostra serie, non la loro, Tinto. E dai, facciamo una cosa, chiamiamoli. Ragazzi, abbiamo appena visto le riprese che avete fatto. Premesso che Elisa ha fatto come cavolo le pare, comunque dai, mi sembra che ci siamo. Federico, ti ringrazio, la mia truppa è davvero fantastica. Bravi, ora riposatevi, domani si riparte. Ciao, buonanotte. Ciao.
Buongiorno. Buongiorno ragazzi! E buon appetito, ma che cosa sono? Tilicas. Buoni, eh? Oggi siete in viaggio verso Olbia, qualcosa in programma oltre a riprendere paesaggi per la serie? Oggi pensavamo di andare al lago Coghinas. Ah, per quanto riguarda il documento di produzione, Elisa, le modifiche di ieri sono state un'eccezione, limitiamo le variazioni da qui in avanti. ok, proseguiamo, ci aggiorniamo più tardi. Ma non c'era una piazzola asfaltata da qualche parte? È solo polvere. Ieri con le pecore ti è andata peggio. Sì, ma la polvere rovina le scarpe. Raga, ma che dite se facessimo una finta intervista? E la mandiamo a Tinto e Fede? Dai, perché no? Mi piace. Bentornati a Terra Sarda, con la nostra Elisa, alle nostre spalle il lago Coghinas. La nostra Elisa ha un agriturismo di famiglia. Sì, in realtà mio nonno ha sempre abitato qui vicino e diciamo che il lago è sempre stato un punto di riferimento. No, raga, Dai, scusate. che è Però era successo? carina, dai, oh, ragazzi, ci stiamo perdendo troppo tempo, dai, Ecco. altrimenti ad Olbia non ci arriviamo più. Andiamo? Però mi era piaciuta, Comunque potremmo dire a Tinto e Fede di inserire anche i nostri video nella serie, no? Beh sì, anche per rendere più interessante l'argomento. Voi lo sapete che alcuni campi vengono lasciati a maggese, cioè non vengono coltivati per mesi per ridare fertilità al terreno? Pazzesco. Tu come lo sai? Perché stiamo facendo una serie sulla Sardegna rurale, quindi mi sono informata, che poi a me prenderebbe un'ansia ad attendere. Metti caso che poi non tornano fertili. Beh, almeno uno ci ha provato, no? Take it easy. Oh, per una volta sono d'accordo con te. Credo Che forse dobbiamo ascoltarli di più. No, non direi proprio così. No, abbiamo sempre detto che avrebbero contribuito anche loro, Fede. Lo so, dico solo che forse dobbiamo aggiustare un poco il tiro su alcune cose. Ciao! Ciao. Ciao! Siamo arrivati ora ad Olbia. Allora, cosa ne pensate della nostra intervista? Molto divertente. Siamo curiosi di conoscere qualcosa in più su questa tua attività imprenditoriale. Sì, ti racconterò. Riposatevi. Prossima tappa.